Passiamo a Valtellì per dare inizio alla partita. Tra l'altro, tutta vista Valtellì e la Macomerese, ultima partita della stagione. Anche oggi vediamo che ci accompagna il venticello sempre presente, che ci disturba il microfono. La Macomerese si presenta con la maglia nera, infatti vedete per la Macomerese sfondo nero nelle tabellone, mentre tutta vista si presenta con la maglia biancorossa, spicca di più il bianco, perciò sullo sfondo c'è scritto tutta vista. Il sfondo è bianco. Tra poco inizierà questa partita, ricordo l'ultima partita di campionato. Ecco, qui sono gli arbitri, le due segnaline sono due femmine, anzi non mi voglio sbagliare, l'arbitro è proprio femmina, l'arbitro è una donna, segnaline uno di sesso maschile e uno di femminile. Adesso le squadre sono a centrocampo, saranno i rituali saluti tra le due squadre. Tra poco inizierà questa partita. Tra il tutta vista Valtellì che troviamo sulla destra e il Macomerese che troviamo sulla sinistra. Vediamo, facciamo i saluti. C'è sempre il vento che ci aiuta a disturbare. Adesso un attimo di silenzio della moto di Papa Francesco. Verso destra e tutta vista all'inverso. Aspettiamo che l'arbitro fischierà il fischio d'inizio.
vediamo quando l'arbitro sarà pronto, sarà pronta, che fischierà. Non so cosa abbia da dire l'arbitro alla panchina. Panchina del Macomer, non so cosa è che ce l'abbia. Stiamo aspettando l'inizio. L'arbitro ancora non inizia. In modo che l'azione si inizia con un calcio d'angolo in favore del Tuttavista. Il giocatore del Macomer ha mandato la palla fuori. I 45 secondi sono trascorsi dall'inizio della partita. Palla al centro, vediamo nulla di fatto. Il numero 5 Mastio ha mandato il pallone fuori. Rimessa per Macomerese. Questa è l'ultima partita del campionato di promozione girone B tra il Tuttavista Galtellì, che gioca in casa, lui a Galtellì, e la Macomerese. Non è toccato l'arbitro, insomma, dovrebbe anche fermare il gioco, non so. Sono 2 minuti, il risultato 0-0 tra Tuttavista Galtellì e la Macomerese. Palla fuori, rimessa il Tuttavista. Sempre Mastio. Il portiere ha tolto proprio il pallone all'attaccante del Tuttavista, l'ha tolta proprio dai piedi, ha rischiato un po' il portiere della Macomerese.
fuori gioco forse, sì, fuori gioco, rimessa per la Macomerese. Punizione per il tutta vista. Passa all'indietro. Sbagliato il passaggio di Meloni, che è riuscito a tenere il pallone in campo. Rimessa per la Macomerese. Siamo a 5 minuti dall'inizio del primo tempo, partita in parità. Palla fuori, rimessa laterale per la Macomerese. Palla all'indietro verso il proprio portiere, il giocatore difensore della Macomerese. Macomerese cerca di impostare l'inizio della difesa. Punizione, fallo del giocatore di tutta vista. Non è riuscito l'attaccante di tutta vista a centrare lo specchio della porta. Palla ancora per la Macomerese. Palla in possesso di tutta vista.
l'intenzione era buona del giocatore, passare al proprio giocatore, ma il difensore della Macomerese ha mandato il pallone in calcio d'angolo. Peccato, pallone troppo lungo, rimessa laterale per la Macomerese. Rimessa per la Macomerese. Macomerese in maglia nera, tutta vista in maglia bianco e rossa. Anche questa volta un lancio non preciso da parte dei giocatori di tutta vista verso i propri compagni. Sono palloni persi, bisogna giocare palla a terra, non sempre i lanci risultano perfetti. Intanto calcio d'angolo, mi sembra che questo sia il terzo a favore del tutta vista. Tutta vista sta giocando meglio, ha più possesso di palla, però ancora il portiere si ribatte il calcio d'angolo. Vediamo cosa succede. Non è successo niente. Laterale da parte del tutta vista. Mattia Meloni palo che fuori gioco mi sembra. Palla ancora fuori, rimessa per la Macomerese. Questa volta il pallone non agganciato, rimessa laterale per la Macomerese.
non capisco. Oh. Ma io non boh. Forse perché c'era un giocatore a terra, l'ha buttato fuori. Ah. Era un giocatore del Amacumerese. L'arbitro ferma il gioco, ci mette subito un colpo. Ci ha restituito per cortesia perché era il giocatore della Macomerese, il portiere, che me l'ha mandato via perché c'era un proprio giocatore per terra. Punizione. Bravo il portiere del Macomerese che ha fatto il suo il pallone prima che arrivassero gli avversari. Palla indietro verso il proprio portiere della Macomerese. Rimessa per la palla laterale per il tuttavista da parte dei Meloni. La difesa del tuttavista libera bene. È brutta. Io spero che non tiri lui. Sì, però cioè stiamo facendo girare il pallone cioè veramente. Parte della Macomerese, vediamo chi dei due si incaricherà di prendersi la responsabilità del tiro. Ma è fatto, questa volta calcio d'angolo per la Macomerese.
pallone completamente fuori, sbagliato, completamente sbagliato il tiro. Rimessa per la Macomerese. Vediamo il numero 7, Rodriguez. Bel fraseggio Rodriguez, Simone Mameli, però il portiere è stato molto in gamba. È stato bravissimo il portiere del Macomer. Vedi cosa succede, questi passaggetti in aria sono molto pericolosi, anche questo tiro, vedi? Calcio d'angolo, il secondo calcio d'angolo per la formazione macomerese. Occasione per il contropiede da parte del Tuttavista, completamente sbagliata, non hanno approfittato del vantaggio del contropiede, non hanno approfittato, il passaggio non è stato preciso. Rimessa per il Tuttavista. Sempre Mameli, Mastio, scusa, alla rimessa laterale, si solleva un rifatto, un altro calcio d'angolo, deviato il tocco di testa dei Mameli. Segnato Mameli, 1-0. 1-0 per il Tuttavista. Scusa, chi ha segnato? Mameli. Ha segnato Simone Mameli. Era da molto che non segnava Simone Mameli. - 1-0 per il Tuttavista al 23esimo. Tuttavista è passato in vantaggio 1-0 con un gol di Simone Mameli.
Macomarese, tiro rimessa laterale. Al 23esimo il Tuttavista è passato in vantaggio con un gol di Simone Mameli. Palla fuori, rimessa per il Tuttavista. Palla il portiere Sanna. Ricordo 23esimo gol del Tuttavista con Simone Mameli. Occasionissima per fare 2-0, palla fuori. Mi sembra di vedere però che ci sia il giocatore della Macomarese che è deviato, perciò è calcio d'angolo. Infatti calcio d'angolo per il Tuttavista. Non era il giocatore del Tuttavista che aveva fallito, ma era il giocatore del Macomarese che ha portato il pallone fuori. Incrocio di pali, gol! Un altro gol, 2-0. Tuttavista ha raddoppiato. Chi ha segnato? Luigi Solinas. Ha segnato Luigi Solinas, un giocatore di Bono. Il numero 9 Luigi Solinas ha portato a 2 il vantaggio della Macomarese. Al 27esimo Luigi Solinas ha raddoppiato, perciò Tuttavista 2, Macomarese 0. Palla fuori rimessa per la Macomarese. Palla fuori, dovrebbe essere rimessa per il Tuttavista, così è. Mattia Meloni, passo indietro, Mastio, andiamo a Simone Mameli, a sinistra verso il numero 9 Luigi Solinas, che è stata un'altra parata del portiere. C'è stato un gol per fuorigioco. Il fuorigioco non è stato convalidato, se non sarebbe stato il 3-0 per il Tuttavista.
Adesso c'è stata una gradiosa parata del portiere Sanna, bravissimo, ha salvato il risultato. Sanna. Attenzione. Sanna ha salvato il risultato. Ha salvato che il Marcomerese poteva accorciare le distanze. Ha salvato un gol, non il risultato, perché il risultato sempre in vantaggio sarebbe stato per il tutta vista. Rimessa in laterale. Al centro. Siamo al 31esimo, risultato 2-0 per il tutta vista sulla Marcomerese. A favore della Marcomerese. Non è riuscito. Capisco la forma era fuori, perché ci sono due palloni. Forse segnato qualche punizione prima che il pallone uscisse fuori. Rimessa laterale per il tutta vista contro il lì.
Siamo al 35esimo, 10 minuti alla fine del tempo regolare. Un altro gol, 3-0. 3-0. Sula che ha segnato adesso. Ah? Sempre Solina, il numero 9 Solinas. Vi dico che il gol ancora di Solinas, di Luigi Solinas, un ragazzo di Bono, provincia di Sassari. In tutta vista ha visto bene prendere questo ragazzo. 3-0, 2 doppietta al 35esimo di Solinas, al 27esimo e al 22esimo di Simone Mameli. 3-0. E siamo solo al 37esimo. Come sta dando tutto, però in questo momento il Portavista ha dimostrato di essere più forte. Benugo. Punizione per la Macomerese, nulla di fatto per il giocatore della Macomerese. Non ho capito chi ha ammonito l'arbitro, sicuramente è un giocatore di tutta vista, penso. Laterale da parte della Macomerese. Siamo al 38esimo, risultato di 3-0, risultato abbastanza ampio, però non bisogna mai mollare. Ancora Luigi Solinas, pallone fuori, mi sa che sia una rimessa per sempre per il tutta vista. Di fate così, ecco Mattia Meloni. Salva molto bene la difesa del tutta vista, però il pallone ancora al giocatore della Macomerese, fuori, dimessa. Dimessa ancora per la Macomerese,
fallo laterale. Siamo al 40esimo, 3-0 per il Tutta Vista Galtelli sulla Macomerese. Vediamo se il numero 7 Rodriguez riuscirà a questo. Fuori gioco, un altro gol annullato, alla Tutta Vista per fuori gioco, millimetrico però. Aveva approfittato il Tutta Vista di un contropiede, però quando si è trovato lo specchio della porta il giocatore di Tutta Vista si è fatto trovare di poco, comunque sempre più là, e il gol è stato annullato. Esimo risultato in favore largamente a Tutta Vista per 3-0. Punizione e ammonizione per il giocatore della Macomerese per fallo sul proprio avversario. Carica il giocatore di Tutta Vista, no, non ha agganciato, Ruggeri, di poco, ma non ha agganciato comunque. Bravissimo il portiere, ha sventato il gol del 4-0. Grandissima parata del portiere del Macomer,
una Macomerese, anzi, squadra di Macomer, ma il Macomer è un'altra squadra. Punizione giù.
Eccoci qui, fra poco inizierà il secondo tempo tra il Tutta Vista Galtellini, che troviamo sulla sinistra con la maglia bianco-rossa, e sulla destra l'arbitro darà inizio a questo secondo tempo. Sono pronto a mandare in azione il conta minuti. È iniziato il secondo tempo qui a Galtellini. Tra il Tutta Vista e Macomerese, come potete vedere nel tabellone, Tutta Vista vince 3-0. Ogni tanto punizione per il Tutta Vista. No, palla fuori, è messa al laterale per il Tutta Vista Galtellini. Passato un minuto dall'inizio del secondo tempo. Calcio d'angolo per il Tutta Vista. Rosso per Mastio, per fallo. Rosso per Mastio per fallo. Tutta Vista in 10 per espulsione di Mastio dall'arbitro, considerato fallo da Rosso. Non era il caso sicuramente Mastio, che si vince 3-0, perciò non doveva sicuramente fare questo fallo. Sicuramente non è stato voluto, però comunque l'ha fatto e l'arbitro ha preso, gli ha dato la massima punizione, rosso diretto. Perciò all'inizio del prossimo campionato Mastio la prima partita non potrà giocare.
recupererà il prossimo campionato. Poi in area avversaria poi non stava difendendo Mastio, che di solito lui è un difensore, in quel caso faceva l'attaccante, non mi ricordo cosa abbia fatto, potete vederlo voi quando vedete la partita. Ricordo tutta vista in 10 per espulsione di Mastio. Manca un pilastro nella difesa, Mastio, giocatore di esperienza. Vai Manuel! Che comandava la difesa. Adesso il dovrà fare a meno del giocatore più rappresentativo della difesa. Questo è successo a 2 minuti dall'inizio del secondo tempo. Il giocatore difensore del tutta vista ha avuto la meglio. Ancora palla a tutta vista, bella l'idea, non è tanto il passaggio come precisione. Rodriguez, fallo su Rodriguez. Non capisco perché tornano indietro, perché devono tornare indietro. La difesa del tutta vista, messa laterale della Macomarese. Ecco il gol della Macomarese. 3-1, anzi no,
Sì. 3-1, hanno accorciato le distanze la Macomerese. 3-1. Invece di rispondere al mister Corri! E dopo Gianluca! Rimessa per il tutta vista. Ricordo 8 minuti del secondo tempo, accorciato le distanze nella Macomerese, 3-1 il risultato. Non bisogna mai mollare, se si vuole la vittoria bisogna sempre continuare, non bastano mai i gol, la differenza. Palla fuori, rimessa per la Macomerese. Rimessa per il totavista. Siamo a 10 minuti dall'inizio del secondo tempo. 3-1 per il totavista Galtellì. All'ottavo, accorciato le distanze la Macomerese. Rimessa al laterale da parte della Macomerese, pallone fuori toccato da Simone Mameli. Palla il portiere Roberto Sanna. A favore del totavista. Rimessa a toccare è stato il giocatore del totavista Rodriguez.
13 minuti sono trascorsi, sempre in vantaggio tutta vista per 3-1. Scambia dall'altra parte. Palla fuori, rimessa per il tutta vista Caltellì. Cambio nelle file della Macomerese, entrano 2 giocatori. Dai, 16 minuti sono trascorsi. Sarà rimessa da parte del tutta vista, da parte del portiere Roberto Sanna. Palla fuori, nulla di fatto. Per il tutta vista per fallo dell'avversario. Rimessa laterale per Macomer. Odiamolo questo. Si è fatto rubare il pallone il giocatore di tutta vista.
sono trascorsi 19 minuti, risultato 3-1 per il Tutta Vista Caltellina. Ha fallito l'attaccante del Macomere, della Macomerese. Però vabbè, Palla alta. hai solo ragione. Il mio abbraccio è venuto spontaneo. Qui a fianco c'ho il tifoso dalla Macomerese che sta registrando la partita. Qualche volta quando sentite una voce non è la mia. Non hanno saputo approfittare sotto porta i giocatori di Tutta Vista, tutto soli, a mandare il pallone nello specchio della porta. Mancata il gol del 4, il quarto gol. A noi quindi sembrava facilissimo. Siamo al 21esimo. Bravo il portiere Roberto Sanna, aveva davanti l'avversario, ha avuto sangue freddo, ha preso il pallone. Ecco, vede, queste mentre sono le cazzate che si fanno. Qui il portiere sicuramente ha sbagliato, una buona e una cattiva. Rimessa laterale per il Macomerese. Il 4 gol. Chi ha segnato? Chi? Ah, Manuel. Gol di Manuel Rodriguez, il numero 7. Il gol di Manuel Rodriguez ha portato a 4. Il risultato in favore del Tutta Vista. Bravo Manuel Rodriguez. Cambio nella Macomerese ormai. Manuel Rodriguez al 22esimo del secondo tempo ha portato a 4 il gol del Tutta Vista Caltellini.
tira una bella rietta, Metti il colpo davanti! fuori gioco da parte del giocatore della Macomerese, fuori gioco. Ricordo che Tuttavia sta giocando al secondo minuto con un uomo in meno per espulsione di Daniel Mazzio, pilastro della difesa del Tuttavista Gautellì. Una grossa perdita per questa partita, anche perché Mastio dovrà recuperare la squalifica che gli sarà concessa all'inizio della prossima partita di campionato. Siamo al 25esimo del secondo tempo, 20 minuti alla fine del tempo regolare e Tuttavia Gautellì si trova in vantaggio per 4-1. Tiro telefonato, non era molto forte il portiere, ha avuto dalla parte sua il vantaggio. Rimessa da parte della Macomerese. Ricordo siamo al 27esimo del secondo tempo, risultato 4-1 per il Tuttavista. Palla fuori voluta dalla Macomerese per un giocatore della Tuttavista a terra. Anche il Tuttavista fa due cambi, esce Emanuel, l'autore del gol. Esce il numero 7 Emanuel Rodriguez, autore del gol del 4-1. Fuori gioco sicuramente, no, non ha detto nessuno. Ha continuato a giocare, anche il giocatore Macomerese riteneva di essere fuori gioco, invece l'arbitro non ha fischiato. Anche il giocatore del Macomerese si è reso conto che era fuori gioco e si è fermato, invece l'arbitro non ha segnato, non ha fischiato. Rimessa per il Tuttavista da parte di Simone Monelli, autore del primo gol.
palla fuori, rimessa sempre per il tutta vista. Bravo il portiere, ha capito l'intenzione che è arrivato prima dell'attaccante di tutta vista. Adesso indietro da parte del portiere Roberto Sanna, che lancia oltre il centrocampo, ma non c'è nessun giocatore del tutta vista. Ecco, un altro bel tiro del giocatore macomerese, quello è stato molto bravo Roberto Sanna a neutralizzare il tiro del giocatore. Siamo al 30°, 15 minuti alla fine del tempo regolare. Ricordo il risultato: tutta vista 4, Macomerese 1. Punizione. Dietro. Vediamo se Luigi Solinas è arrivato anche il quinto gol da parte di Ruggeri. Gol di Ruggeri, quasi a porta vuota, ha segnato il quinto gol. Ha segnato Ruggeri, vero? Ormai è stata una goleada per tutta vista Caltellì, che ha creduto in questa partita. Si doveva vincere, così è stato. Hanno dato l'anima per tenere questa categoria. 5-1 al 31esimo, quinto gol di Ruggeri, dell'attaccante del tutta vista Ruggeri. Come si chiama di nome? Ruggeri? Mauro Ruggeri, che ha segnato il quinto gol per il tutta vista Caltellì. Tutta vista ancora non pago, sta giocando come sa. La sua grinta. Perché? Cambio del portiere, entra Michele Sanna, fratello di Roberto, il giovane Michele. Cambio del portiere, entra il fratello Michele Sanna, che si scambiano i due fratelli,
Michele Roberto. Bella idea dell'allenatore, dare anche una chance finale a Michele, che anche lui è bravissimo. Punizione per il tutta vista Galtellì. È una bellissima parata del portiere, da respingere il portiere, non ha saputo approfittare il giocatore del tutta vista. Rimessa per la Macomerese. Siamo a 36 minuti, il tempo del secondo tempo, siamo a 36esimo. Ora il Macomer cambia un giocatore, però ancora si gioca. Ecco un altro contropiede. Bravissimo il portiere che gli ha negato il 6-1. Un gol già fatto su Mauro Ruggeri. È riuscito il portiere del Macomerese a salvare il 5-1, anzi il 6-1, scusate. Siamo a 5-1. Ha salvato il gol del 6-1. Siamo al 37esimo. Calcio d'angolo per il tutta vista Galtellì, che è Maidomo, e fa così, ed è giusto che sia così, perché solo così si riesce a non farsi rimontare. Palla fuori, rimessa per la Macomerese. Era fuori gioco. Siamo a 38esimo. Dietro. Siamo al 40esimo, al 40esimo siamo. (39-20 precisamente).
calcio d'angolo per la Mancomerese. Siamo al 40°, 5 minuti alla fine del tempo regolare, risultato 5-1 del tutta vista Galtellico, la Mancomerese. Guarda l'otto solo! Brustia! Palla fuori rimessa. Vediamo se Maurizio Ruggini riuscirà a tenere il pallone, a continuare la sua corsa. Sembra che ci sia riuscito. No, nulla di fatto, l'arbitro non ha visto nessuna irregolarità nel fallo subito da Mauro Ruggini. Simone Mannelli manda il pallone fuori. Messo dal fondo. Siamo a 42 minuti, 42esimo. Cinque 5-1 per le Mancomerese. Per il tutto vista, scusate. Anche questo è stato un gol mancato, sempre bravura del portiere avversario naturalmente. Ora cambio una parte della Mancomerese, un altro giovane, sembra almeno dalla corporatura. Ormai il risultato, siamo alla fine, se non li rischia adesso esce il numero 7, mi sa, che sta uscendo dall'altra parte del campo, eccolo là.
vantaggio, se no questo era full gioco. Comunque vantaggio che non si è concretizzato perché automaticamente il pallone è andato fuori. Ma il recupero l'ha dato. Siamo al 45esimo. Bravo Simone Mameli, la sua esperienza ha fatto il suo. Ha perso il Bologna. L'Udinese con Covinas. Mandagli un messaggino. Mandagli un messaggino e digli a vedere cosa ha fatto il Bologna. Meglio così. Presuntuosi. 270.000 euro per non aver fatto niente. Tutta vista che Altellì ha tenuto la categoria, il prossimo anno giocherà ancora in promozione. All'ultima giornata è riuscito a dare i suoi frutti. Il risultato, il massimo che si poteva fare. L'allenatore Franco Solina si è riuscito in estremis a salvare di tutta vista che Altellì prossimo anno di nuovo in promozione. Tutta vista è riuscito a mantenere la categoria, merito anche del mister Franco Solinas che ha creduto fino all'ultimo ai suoi ragazzi, è ritornato a condurre la squadra, a fare in modo tutta vista festeggia questa vittoria. Tutta vista anche il prossimo anno in promozione. Si sono meritati questa vittoria che poteva essere anche più lunga. Tutti si complimentano anche con il mister Franco Solinas che ci ha creduto, è ritornato a guidare la squadra nonostante
nonostante gli impegni da sindaco, è dovuto ritornare perché ci tiene troppo alla propria città ed è riuscito. A tenere la categoria ai propri giocatori. Tutta vista Galtellì il prossimo anno disputerà la promozione, continuerà Franco, più in là. Grazie anche al vicepresidente Serafino Solinas, che è stato sempre vicino ai giocatori. Serafino è stato l'anima per i giocatori, si è dannato l'anima perché non facesse mancare niente ai propri giocatori, ha organizzato tutto. Organizzava i viaggi, tutto lui, i viaggi in trasferta. Ecco qua Andrea Gallus, sponsor, che ha contribuito che queste partite potessero essere mandate in onda. Ecco i fratelli Ruggeri, Mauro, attaccante, che ha pure segnato.
vediamo, riprendendo questi bambini che saranno il futuro del tutta vista. Non potevo mancare. Qualcuno sta col telefonino intervistando il mister. Che qui non si sente l'audio naturalmente perché siamo lontani. Qui togliamo l'audio intanto, Franco Solino non si sente.